Grazie, buonasera a tutti. La conferenza di questa sera si inserisce in una serie di altri interventi che hanno come tema conduttore quello della munificenza e il mecenatismo privato a Genova, vale a dire seguire il percorso di famiglie o individui che hanno ritenuto opportuno donare delle collezioni scientifiche, artistiche, all'interno di una logica che è quella di mettere a frutto del godimento pubblico ciò che in una prima fase era invece unicamente privato. E in questo quadro si colloca proprio la nascita e poi lo sviluppo del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, come meglio sentirete, intitolato al donatore, almeno del nucleo iniziale, di questo museo. E infatti i due conferenzieri ci parleranno della storia del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, proprio nel momento a partire da quando, nel 1865, Giacomo Doria decide di realizzare un museo naturalistico che vedrà poi la luce a Genova a partire dal 1867 e così via. Questa è una visione straordinariamente importante che rientra in un fenomeno complessivamente nuovo e che aveva trovato, forse anche per la cultura di Giacomo Doria in particolare, aveva trovato riflesso in ciò che avveniva in altri paesi. Sto per esempio pensando alla National Gallery di Londra, che nasce nel 1824 con il preciso scopo di rendere fruibile gratuitamente per chiunque, bambini e adulti, persone con grande istruzione e operai, di un bene comune, opere d'arte e poi vedremo anche scientifiche, alla luce dell'importante messaggio che l'istruzione è un valore di cui tutti dovrebbero poter avere la possibilità di usufruire. Bene, Giuliano Doria nasce a Genova e si laurea in scienze naturali e è stato conservatore prima dei vertebrati e invertebrati non insetti presso un museo civico di storia naturale. Ha fatto una serie di studi molto specifici per quanto riguarda per esempio specie di rettili e anfibi, e attualmente è il conservatore del museo. Il Roberto Poggi, l'altro conferenziere, anch'egli laureato in scienze naturali, e ha svolto tutta la sua carriera scientifica all'interno del museo sempre di storia naturale Giacomo Doria, e conservatore prima e poi dirigente e direttore dal 1996 al 2011. E siccome è stato un funzionario, se lo vogliamo definire, di così alto profilo, è oggi conservatore onorario e la ringraziamo anche per questo. Do a voi la parola. Grazie. Grazie a voi, grazie all'Accademia per questo invito, perché siamo onorati di poter portare qualche nostro contributo in questa sede così prestigiosa. Allora veniamo all'argomento della nostra conversazione di questa sera, che appunto è dalle foreste di Borneo alla digitalizzazione delle collezioni. Questo? Funziona questo? Ora sì. Allora, ritorniamo indietro di 112 anni. Siamo nel 1913, il 19 settembre. A Borzoli muore Giacomo Doria,
che era nato a La Spezia il 1° novembre del 1840, nato a La Spezia ma sempre vissuto a Genova, e muore nella sua villa di Borzoli, quella che vedete in questa foto d'epoca, che oggi è dal 1951 la Casa dell'Angelo dell'Opera Don Guanella, che si vede sempre passando dall'autostrada quando si passa in zona. E Doria chiaramente era un personaggio, come tutti sapete, di estrema levatura, molto conosciuto. Ricordiamo che, a parte i suoi meriti scientifici di cui parleremo, era stato consigliere comunale, assessore comunale, tra l'altro assessore comunale quando c'era da celebrare le celebrazioni colombiane del 1892, sindaco di Genova per alcuni mesi nel 1891, presidente della Società Geografica Italiana dal 1891 al 1900, e devo dire anche collegato a questa accademia, perché nel 1889, durante uno dei tanti nomi che ha cambiato la vostra accademia, quando si chiamava Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche, il primo presidente di quell'epoca nel Novecento fu Arturo Issel, ma Doria fu nominato presidente onorario e lo restò fino alla morte, quindi è legato anche lui a questa accademia. E poi è stato anche senatore del Regno dal 1891 fino alla morte, quindi diciamo che tutte queste cariche di tipo politico, amministrativo, sociale hanno fatto sì che fosse conosciuto non solo per i suoi meriti scientifici, che lo avevano fatto conoscere già in tutto il mondo. La notizia della morte di una persona così importante chiaramente si è diffusa velocemente, e considerando che il 19 settembre è mancato, noi abbiamo in archivio una lettera del 21 settembre, quindi anche senza mail, senza Instagram e altri attrezzi vari che sono di moda adesso, le notizie andavano, passavano, ed erano anche a volte più veloci delle attuali. Questa è una lettera scritta da Odoardo Beccari, che è stato suo compagno nell'esplorazione di Borneo di cui parliamo, che era un botanico fiorentino che poi è diventato anche zoologo per aiutare Doria, ed è scritta da Beccari ed è indirizzata a Raffaello Gestro. Raffaello Gestro era l'aiutante dal primo minuto del museo, della fondazione del museo di Doria, che era vice direttore del museo, divenne direttore del museo alla morte di Doria. La lettera, di cui vi segnalo questo tratto, dice: carissimo Gestro, leggo sui giornali il triste annunzio della morte di Doria. Purtroppo la notizia non mi giunge inaspettata, la tua ultima cartolina mi aveva ben fatto prevedere prossima la catastrofe, non per questo meno dolorosa. E come è possibile non ripassare adesso col pensiero gli anni felici passati insieme, adesso che il caro amico non è più? Come non ricordare i nostri comuni entusiasmi giovanili, il nostro viaggio in Borneo, l'idea prima del museo civico, il grassetto è mio, i primi volumi degli annali, i nostri convegni in via Peschiera, gli accordi per l'espedizione alla Nuova Guinea, in Abissinia, eccetera. Tutto un passato del quale ora noi rimaniamo i superstiti veterani. Ecco, in questa lettera c'è un po' la sintesi proprio, questa l'idea prima del museo civico. Via Peschiera era la casa di Doria dopo che aveva lasciato via Garibaldi, quando si era sposato si era trasferito in una palazzina a via Peschiera. E lì c'erano le riunioni tra i vari colleghi, esploratori, eccetera, per programmare esplorazioni varie, spedizioni, e quelle della Nuova Guinea e di Abissinia fatte da Beccari appunto erano avvenute in via Peschiera. Quindi questa idea prima del museo civico dà testimonianza Beccari stesso, che era presente, è accaduta a Borneo, perché nel 1865 in aprile sono arrivati a Borneo Beccari e Doria insieme a Kerim, e poi la situazione climatica e di salute di Doria hanno fatto sì che lui non resistesse per più di 8 mesi in una situazione molto pesante. Tanto che diceva: io sono qui nel paradiso terrestre per un naturalista e soffro le pene di Tantalo per essere obbligato alla inazione tutto il giorno, al riposo coatto.
Quindi Doria poi a febbraio del 66 fu costretta a rientrare in Italia e Beccari restò a Borneo e non continuò a fare soltanto il botanico, ma si mise a raccogliere anche animali e restò per altri 8 mesi, era rimasto Doria, altri 22 mesi Beccari è rimasto da solo a Borneo, raccogliendo materiali e raccogliendo soprattutto lui botanico, specialista in palme, e quindi potete immaginare cosa significhi anche dimensionalmente fare un erbario di palme, e raccogliendo però appunto anche materiale zoologico che mandava poi a Genova. E quindi in quelle situazioni anche di tristezza per non poter fare quello che si voleva, ma comunque con la voglia di fare qualcosa di importante, Doria evidentemente maturò l'idea di costituire un museo civico con le sue collezioni. La situazione di Sarawak e soprattutto di Kuching, della capitale di Sarawak, era quella che vedete in alto a sinistra, e questa è proprio una foto dell'epoca di Beccari. La situazione attuale di Kuching da Google vedete che è leggermente un po' più abitata come quantità di case, e la situazione attuale è questa. Quindi evidentemente le foreste che erano accanto al bungalow dove risiedevano Doria e Beccari oggi non ci sono più. Però restano questi materiali raccolti allora che tuttora ci vengono richiesti in studio, perché sono i primi molto spesso rinvenuti come specie nuove per la zona. L'esperienza di Sarawak non era la prima per Doria, perché chiaramente lui aveva già fatto le ricerche qui in Liguria, in zone in Italia, ma soprattutto la sua grande prima spedizione è stata quella del 1862-63 nell'allora Persia, nell'Iran attuale. Erano andati con una spedizione diplomatica e lui era aggiunto come zoologo. Considerate che all'epoca lui aveva 22 anni. Ecco, e è stato per 19 mesi in Iran, insomma non soltanto in Iran, attraversando tutto il Caucaso, arrivando a Teheran. Quando la missione diplomatica a Teheran ha concluso i suoi lavori, lui si è fermato, è sceso fino al Golfo di Oman, sino a Bandar Abbas, ed è rientrato a dorso di cavallo fino a Trebisonda e poi è rientrato in Italia. E durante questo viaggio ebbe come compagno quello che era stato assunto come cuoco, Abdul Kerim, che vedete qua, il quale poi si è trasformato in un ottimo naturalista, sia raccoglitore che preparatore, osteologo, soprattutto è uno dei migliori preparatori di scheletri che ci sia stato in museo, ed è stato poi inviato anche in altre zone per fare raccolte di animali. Quindi l'esperienza delle collezioni radunate in Persia, tuttora richiestissime. Non più tardi della settimana scorsa 2 colleghi, uno russo e uno iraniano, mi hanno chiesto materiali su materiali raccolti in Persia nel 1862 da Doria. E quindi il materiale di Persia, il materiale di Borneo e quello che aveva già ligure italiano sono i primi materiali che Doria ha messo a disposizione dell'Erigendo Museo. Il tutto era stato favorito anche da una concomitanza, da 2 concomitanze. La morte di Lorenzo Pareto, geologo e paleontologo, che lasciò al municipio di Genova, come era considerato allora, le sue raccolte di tipo paleontologico e geologico. E la morte, questo nel 1865, e la morte di Odone di Savoia, il figlio di Vittorio Emanuele II, che per ragioni di salute aveva delle gravi malformazioni, negli ultimi anni era venuto a Genova, prima nella villa di Cornigliano e poi a Palazzo Reale, è morto a Palazzo Reale e ha lasciato alla città di Genova tutte le sue collezioni. Odone di Savoia si è occupato di tutto, sia di parte artistica, di quadri, di sculture, di libri, ma aveva anche una collezione malacologica, quindi la collezione geologica di Pareto, quella malacologica di Odone di Savoia,
e la collezione Doria, che era nel Palazzo Doria di via Garibaldi, che vedete a destra, era nella mezzata all'ultimo piano, si sono fuse, sono state donate anche quelle di Doria al comune, e quindi è nato il Museo Civico di Storia Naturale nel 1867. La prima sede è stata Villetta di Negro, che vedete in una foto dell'esterno e dell'interno. Villetta di Negro era un luogo classico di cenacolo di artisti letterati, perché il marchese Giancarlo di Negro, che l'aveva edificata, vi accolse Manzoni, Stendhal, poeti vari, e quindi era un punto di riferimento culturale per la città. Alla morte di Gianluigi Di Negro è stata acquisita dal comune e quindi venne adattata a ospitare il Museo di Storia Naturale. L'interno che vedete sulla destra era stato realizzato con dei soppalchi, praticamente dei ballatoi, che oggi come oggi, con le situazioni attuali di sicurezza, non sarebbero forse percorribili, e comunque il materiale si è accumulato lì. La sede non era grande, però all'inizio era sufficiente. Il problema è, se possiamo chiamarlo problema, che nel corso del tempo si sono accumulati, grazie ai rapporti di Doria, di amicizia, soprattutto di stimolo e di sprone verso tantissime persone che inizialmente non erano neanche naturaliste, erano specialiste di altre discipline, a raccogliere materiali da spedire a Genova, e soprattutto anche nella sua figura di presidente della Società Geografica Italiana ha dato sempre sostegno alle esplorazioni sia in Africa che in Asia eccetera, per associando una ricerca, un'esplorazione geografica all'evidente anche sottofondo economico di sviluppo commerciale, all'evidente, altrettanto evidente interesse militare per l'occupazione delle colonie, per la formazione delle colonie italiane, però in tutti questi casi lui è riuscito a inserire un momento di ricerca zoologica, e da queste sono arrivate delle collezioni enormi. Qui ci vorrebbero ore per raccontare che cosa hanno fatto tutti questi signori, ma così, passandoli velocemente, Odoardo Beccari, vi ho già parlato, poi è stato alcuni anni in Nuova Guinea da solo per raccogliere materiali sia botanici che zoologici. Arturo Isser, che è stato uno dei vostri past president e che è il famoso geologo, paleontologo, lo conosciamo tutti, è quello che ha creato, tanto per dire, la parola bradisismo, studiando a Pozzuoli le oscillazioni del Tempio di Serapide. E Orazio Antinori, il marchese Antinori, che è stato un esploratore dell'Africa e che ha raccolto molti materiali, soprattutto nella zona etiopica. Luigi Maria d'Albertis, che è stato alcuni anni in Nuova Guinea in Australia, esplorando il Fly River. Leonardo Fea, che era un assistente del museo, che è stato 4 anni da solo in Birmania raccogliendo un mare di specie. Lui da solo ha raccolto 2200 specie nuove per la scienza. E poi successivamente, non pago di questo, è stato 5 anni nelle isole del Golfo di Guinea, Capoverde, Annobons, eccetera, e anche la parte dell'Africa occidentale. Decio Vinciguerra, che poi sarebbe stato anche vice direttore del museo per un certo periodo, era un ittiologo che ha partecipato alla spedizione antartica italiana, che non dimentichiamo c'è la base antartica adesso, ma già nel 1892 si erano fatte le ricerche. Elio Modigliani, che era un etnografo fiorentino che ha esplorato la zona di Sumatra, soprattutto le isole attorno a Sumatra. Lamberto Loria, che ha esplorato la Nuova Guinea, tutti etnografi, etnologi che hanno lasciato le loro collezioni di tipo antropologico e etnografico al Museo Pigorini a Roma, e quelle zoologiche a noi. Diciamo che c'era una specie di gentleman agreement tra le strutture, per cui il materiale botanico finiva a Firenze, il materiale etnografico finiva a Roma, il materiale zoologico finiva tutto a Genova, quindi eravamo una specie di museo nazionale. Non finiscono gli esploratori. Enrico d'Albertis, di cui si è parlato anche in accademia poco tempo fa, quello del castello d'Albertis,
che ha messo a disposizione degli specialisti, degli studiosi del museo, i suoi cutter Violante e Corsaro per le ricerche in Mediterraneo, Luigi Balzan che ha esplorato alcune zone dell'America centrale, Filippo Silvestri che è stato in Argentina, Guido Boggiani che è stato in Paraguay, Luigi Robecchi Bricchetti che ha esplorato l'Africa, Vittorio Bottego che a capo di una spedizione ha esplorato prima la zona della Somalia, della prima parte dell'Etiopia e del Giuba, scrivendo poi il Giuba esplorato, e poi in una seconda esplorazione del fiume Omo perse la vita perché si era nel 1896 e dopo la disfatta di Adua non c'erano allora mezzi per avvisarlo che non era opportuno continuare nella spedizione e fu trucidato in Abissinia. Eugenio Ruspoli che dopo aver raccolto vari materiali morì per colpa, ucciso da un elefante durante una battuta di caccia, Carlo Citerni che aveva aiutato Bottego e poi fece esplorazioni sui confini fra Somalia e Italia, Luigi Amedeo di Savoia che ha esplorato lui Biscebeli, Raimondo Franchetti che è stato il primo che ha esplorato la Dancalia, Saverio Patrizi in Somalia e in Congo e più recentemente Zavattari in Libia, in Etiopia, nel paese dei Borane, nella spedizione della Sagan Omo, e l'ultimissimo Scortecci che alcuni di voi hanno conosciuto, che era stato in Migiurtinia. Ovviamente tutte queste esplorazioni, che le maggiori sono poi prima dell'ultima guerra, hanno fatto sì che il materiale accumulato fosse enorme, per cui i limitati spazi di Villetta di Negro non bastavano più e quindi si cominciò a pensare alla creazione, all'edificazione di un nuovo palazzo che poi nel 1912 finalmente fu inaugurato proprio di quest'epoca, il 17 di ottobre, ed è quello l'attuale Museo di Storia Naturale che voi conoscete. Ma vediamo un attimo, un pochettino così sulle cartine, le spedizioni. Qui vedete abbiamo messo tutta una serie di personaggi che hanno fatto queste esplorazioni, ora senza guardare le singole persone. Praticamente le zone che adesso vi sto illuminando sono quelle da cui arrivano materiali per la parte della Tunisia, Libia ed Egitto. Mentre per l'Africa occidentale e centro-meridionale si comincia appunto da Capoverde e su tutta la costa, dal Sudan e tutta la costa del Golfo di Guinea, e queste sono tutte zone da cui sono arrivati materiali che derivavano da esplorazioni. Quindi con persone che sono state per anni a volte in queste aree. Come vedete è abbastanza ricca la zona, ma ancora più ricca è la parte dell'Africa orientale, perché poi è quella in cui si sono sviluppati i possedimenti coloniali italiani, quindi Eritrea, Somalia ed Etiopia. In questo caso, oltre ai primi esploratori che vedete in alto, sono nomi Cecchi, Chiarini, Dabbene, Gessi, Giulietti, tutte persone, alcune delle quali hanno anche nomi, hanno anche strade dedicate a Genova, e in gran parte sono morti durante le loro esplorazioni o per le sofferenze sofferte durante le esplorazioni, quindi hanno lasciato veramente, sono rimasti loro stessi nelle zone che hanno esplorato. E c'è da considerare anche l'attività, soprattutto per gli invertebrati marini, data dalle raccolte delle navi idrografiche in Mar Rosso, quindi la Washington, l'Eridano, la Scilla, comandate da Magnaghi, quindi dai massimi personaggi che potevano coordinare spedizioni idrografiche all'epoca, ricercatori locali e poi, una volta che sono state impostate le colonie, molti militari e residenti nelle colonie, quindi i militari erano tutti anche magari con periodi di presenza non sempre operativi, e se c'era un minimo di interesse o di spinte si sono messi a raccogliere, per cui la copertura di località dell'Africa orientale italiana è piuttosto notevole, come potete vedere da questi reperti, tant'è vero che tuttora sapete bene quali situazioni di politiche ci siano ora in queste zone, e i nostri materiali vengono richiesti per confronti perché sono gli unici disponibili, non potendo certo andare adesso a continuare le ricerche. Anche l'America meridionale, grazie anche al grande numero di genovesi
milizie di italiani emigrati negli stati dell'America del Sud hanno fatto sì che arrivassero materiali da varie zone. Diciamo che l'unico posto dove effettivamente non c'è molta ricchezza è il Brasile, ecco, se no, perché anche quello che era sotto dominio portoghese, mentre diciamo Argentina, Uruguay avevano una presenza italiana molto più intensa, e l'ultimo pezzo in fondo appunto è la Terra del Fuoco sulla spedizione antartica italiana. Ma la zona dove veramente l'attività degli esploratori è stata eccezionale è quella dell'Asia sudorientale, cioè l'area tra la Birmania e la Nuova Guinea. Qui veramente è una situazione, credo, unica, sicuramente a livello italiano, ma direi anche europeo. Cominciamo a vedere, queste sono le esplorazioni che Beccari ed Alberti hanno fatto, e questa è l'esplorazione di Sarawak, di Doria e Beccari, la primissima. Poi hanno cominciato Beccari ed Albertis assieme a visitare, e qui vedete i colori diversi, sono tutte le varie zone, come vedete i nomi che appaiono: Amboina, Ternate, Buru, Seram, tutte le isole che sono comprese nell'area tra la Nuova Guinea e Celebes, Giava, Sumatra. Poi Beccari ed Albertis hanno diviso le ricerche. Beccari ha continuato da solo sulle isole Aru, le Keia, Ternate, che era un po' il punto di partenza delle esplorazioni sulla Nuova Guinea, 2 volte a Celebes, poi ha fatto Bali, Giava, Ternate di nuovo, Amboina, Sorong, cominciando ad andare in Nuova Guinea nella prima spedizione, la baia di Jelvink, Monti Arfak, rientrata a Ternate, e la terza spedizione alla Nuova Guinea, e una di queste è stata anche finanziata all'epoca dal comune di Genova e dalla provincia di Genova. D'Albertis per conto suo ha anche lui ricoperto, ha rifatto le Keia e le Aru, e poi è passato a Capo York nel nord, a Somerset nel nord dell'Australia, e poi da lì ha cominciato con l'isola Yule e le 3 esplorazioni famose del Fly River, su cui poi ha scritto anche il famoso libro Nuova Guinea, cosa ho visto e cosa ho fatto. E intanto Beccari aveva contattato Bruin a Ternate, che era un olandese residente in zona nelle Molucche, che ha sguinzagliato i suoi cacciatori in giro e ha mandato materiali da tutte queste isole, da tutte queste zone, mandando anche loro in Nuova Guinea fino alla baia di Jelvin. Intanto Beccari era rientrato a Borneo la seconda volta, ha esplorato ancora Giava e Sumatra. Modigliani è sceso a Sumatra, e oltre a Sumatra ha esplorato Nias, Engano e Mentawai. Contemporaneamente FIA, perché queste erano quasi contemporanee queste ricerche, quindi si sommavano in contemporanea ed arrivavano in contemporanea. FIA è stato per 4 anni in Birmania, e vedete i 3 grossi lotti di Birmania, e ha concluso Loria in Nuova Guinea con le esplorazioni della Nuova Guinea meridionale. Di tutto questo materiale ovviamente ci sono i reperti conservati in museo. Una cosa ancora da dire è che questo è quanto è arrivato per opera degli esploratori coordinati da Doria. Ma poi c'è tutta una serie di collezioni che sono pervenute in museo, non a seguito di esplorazioni, ma perché sono collezioni di privati che per loro interesse, per loro ricerca, hanno radunato dei materiali di primissimo ordine e che hanno poi regalato al museo. Quindi non dimentichiamo tutto il resto, quindi quello che vedete deriva anche da raccolte, chiaramente non so, sugli insetti è un po' più facile raccogliere materiali. Abbiamo collezioni, non so, la collezione Dodero, sono 1000 scatole di insetti, di coleotteri paleartici. Le scatole entomologiche, abbiamo dei dati recenti numerici che sono conservate in museo in questo momento, sono oltre 21.000, tanto per dire, e migliaia sono i vasi di materiali in alcol con tutto il materiale che va conservato in liquido, e altrettante migliaia sono quelle dei materiali a secco. Qui, tanto per darvi una rappresentanza, in altra a sinistra ci sono mammiferi montati, quindi che hanno ripreso la loro forma. In fondo invece ci sono mammiferi cosiddetti in pelle, che quindi non sono stati montati in
rifacendo uno scheletro interno, ma per ragioni di spazio anche e di studio vengono mantenuti non montati. Oppure la serie dei crani, questa è una serie di crani di stenelle raccolte negli ultimi anni durante i vari spiaggiamenti e che abbiamo sempre provveduto a conservare. Così come le collezioni degli uccelli, ci sono materiali nostrani e materiali esotici, anche qui montati su trespoli e treppiedi oppure in pelle per un migliore utilizzo, così come si conservano gli sterni degli uccelli, perché anche quelli hanno dei caratteri distintivi. Le collezioni in alcol, in liquido, migliaia di vasi di pesci, di anfibi, di rettili, conservati su soppalchi e tutti anche questi schedati, così come collezioni di molluschi, collezioni di ragni enormi, abbiamo centinaia e centinaia di tipi, di olotipi di ragni studiati da Torel nell'ambito delle ricerche giusto fatte in Nuova Guinea, volumi interi degli annali dedicati ai ragni di Nuova Guinea, di Celebes, oppure i celenterati nei loro vasi. E poi la collezione degli insetti, appunto, che dicevamo è enorme. In alto vedete un aspetto di una sala e poi ci sono animali di ogni dimensione. Quelli di destra sono quelli che in genere studio io, che sono bestie di 1 millimetro circa, e a sinistra ci sono cose un po' più carine, ci sono una serie di Carabus solieri della collezione del dottor Lopinto, che è una delle collezioni, ecco, per fortuna, ecco, una cosa che dobbiamo dire, che alcune collezioni ci sono pervenute alla morte del proprietario per lascito testamentario, eccetera, e quindi tantissime collezioni sono arrivate così, ma molte altre sono anche raccolte che persone, grazie al cielo ancora in vita, hanno già deciso di destinare al museo, e alcune ce l'hanno già portate, e questa è una di quelle. Poi esemplari di ortotteri, farfalle africane, in fondo c'è una collezione di idrofilidi della collezione Mercati, sulla destra in fondo invece c'è una collezione impostata da Gestro, che sono alcuni carabidi dell'Australia che derivano dalla collezione del conte Laporte de Castelnau, e sono i tipi unici di bestie, per cui quando hanno dovuto fare il catalogo dei carabidi d'Australia sono venuti da noi per cercare il materiale. Esistono poi anche materiali paleontologici, il più grande è questo scheletro chiaramente di elefante fossile che tutti conoscete, così come esistono erbari, sono 50-60 mila foglie di erbario, collezioni mineralogiche, anche queste in gran parte arrivate in dono, in acquisto, collezione Tiragallo, collezione San Filippo, il tutto. Non dimentichiamoci che ogni collezione deve avere a fianco una biblioteca specializzata dove sono mantenuti libri che descrivono queste collezioni o che servono per proseguire nelle raccolte e nelle indagini, così come è necessario e indispensabile un archivio che non deve essere centralizzato in un unico punto esterno, ma deve restare all'interno, perché nell'archivio ci sono le lettere degli studiosi che raccontano storie su esemplari che abbiamo in collezione che magari non sono mai state pubblicate. E il nuovo palazzo è quello che vedete qua, e a questo punto io passo la parola al dottor Dori. Grazie. Grazie a Roberto, e come diceva la professoressa Rolandi all'inizio, i musei hanno un'importanza fondamentale per la diffusione della cultura, l'istruzione per tutti. Il museo, con questa quantità di materiali che è arrivata dall'esplorazione e dalle donazioni, quindi si occupa anche di promuovere la cultura naturalistica in vari modi, dalle sale una carrellata molto rapida, dalle sale del settore espositivo alle conferenze, all'allestimento di mostre temporanee, all'intensa attività dei servizi didattici ed educativi verso il mondo della scuola, verso il mondo delle famiglie, attraverso vari mezzi come la guida del museo, la guida cartacea del museo, mezzi più moderni come le app, l'app dei musei di Genova, nell'ambito della quale abbiamo spazio anche noi come Museo di Storia Naturale, i canali social come Instagram e Facebook.
e non ultimo il sito dei musei di Genova da consultare in rete. Ora, è importante vedere alcuni dati. La parte del settore espositivo, quindi quello che il pubblico vede, è costituito da 6.000 esemplari. In tutto il museo abbiamo 5 milioni di esemplari e sono quelli che Roberto ha fatto vedere alcune foto per dare un'idea della quantità. 5 milioni è una metropoli, ciascun esemplare è accompagnato da un'etichetta che riporta il nome della specie, la località di raccolta, il raccoglitore, la data. E quindi viene gestita questa città immensa composta da questi reperti provenienti da tutto il mondo. Chi ci ha preceduto cosa ha fatto? Ovviamente li ha catalogati e qui vediamo per esempio in alto i volumi del catalogo dei vertebrati. Qui l'abbiamo aperto un volume a caso, quindi numero progressivo che accompagna ciascun reperto dei vertebrati con il nome della specie, la località, il raccoglitore e la data. E numerose collezioni sono state poi studiate e schedate, quindi abbiamo questi schedari con schede cartacee redatte da Raffaello Gestro, che è stato nominato prima, che ha scritto una quantità di etichette, di schede incredibile. E quindi arriviamo a un punto, queste collezioni immense, abbiamo visto i 6.000 esemplari per il pubblico generico, il pubblico dei visitatori, delle famiglie, ma come si pone il contenuto delle collezioni di studio, i 5 milioni di esemplari, verso i ricercatori esterni? Un primo fondamentale elemento è stata la pubblicazione del periodico del museo, gli Annali del Museo di Storia Naturale, nati nel 1870 per volere di Giacomo Doria e Raffaello Gestro, che documentavano i materiali che giungevano attraverso le esplorazioni di cui abbiamo visto prima. Un altro elemento per far conoscere il patrimonio museale agli studiosi di tutto il mondo è l'invio dei materiali in prestito per studio. All'inizio a Genova venivano ospitati ricercatori di tutto il mondo. Prima il dottor Poggio ha citato la collezione dei ragni, vale la pena ricordare che Thorell, più grande studioso di ragni dell'epoca, svedese, venne ospitato a Genova da Giacomo Doria per studiare i ragni che venivano dalle raccolte di Birmania, Nuova Guinea, Sumatra, eccetera. Un altro sistema appunto è quello dell'invio dei materiali in prestito per studio e ovviamente accogliere ancora adesso, come fece Giacomo Doria con Thorell, ricercatori in visita di studio, qui alcuni ricercatori di tutto il mondo. Un altro sistema che ci aiuta, per cui ci ha aiutato la tecnologia, quindi le fotocamere digitali, è quello di inviare, quindi attraverso la posta elettronica, fotografie digitali ovviamente dell'etichetta e degli esemplari. In questo caso un sauro richiesto, una volta avremmo dovuto fare il pacchetto e spedirlo, in questo caso si fa la fotografia digitale, anche dei particolari, si inviano con tutti i dati riportati nell'etichetta al ricercatore che ha tutti gli elementi per analizzare l'esemplare. Da un po' di anni è diventato, conoscerete tutti, l'importanza della digitalizzazione, cioè la digitalizzazione delle collezioni naturalistiche
si considera che sono diverse centinaia di milioni di reperti, quelli conservati nelle collezioni naturalistiche dei musei di tutto il mondo, e sono state avviate dei processi di digitalizzazione per far sì che tutto il materiale contenuto in un reperto, quindi le informazioni contenute nell'etichetta e i dati biometrici, morfologici dell'esemplare siano a disposizione di tutti, specialisti e cittadini di tutto il mondo. In museo avevamo accolto per il progetto HuntWeb uno staff della California Academy of Science che ha creato questo progetto per digitalizzare le collezioni di formiche di tutto il mondo, in particolare digitalizzare, quindi fotografare e riportare tutti i dati dei materiali tipici, quindi gli esemplari utilizzati per la descrizione di nuove specie depositati nei musei di tutto il mondo. Avevamo ospitato 3 collaboratori di Brian Fisher che si vedeva prima per, mi sembrano, 3 mesi. 3 mesi venivano dalla mattina alla sera a fotografare le collezioni del Museo di Genova. Tutto il materiale, qui avevamo allestito il laboratorio per loro, finiva poi su questa piattaforma a disposizione di tutti i ricercatori, e qui si vede i dati relativi al Museo di Genova. Si possono fare ricerche, quindi digitando Museo di Genova vengono fuori le località da cui provengono gli esemplari della nostra collezione, l'elenco, ovviamente questo è l'inizio, va avanti per pagine e pagine, e poi degli esemplari ci sono tutte le indicazioni sulla località, i dati che accompagnano l'esemplare e le fotografie in alta definizione dell'esemplare. Questo è un altro esempio di formiche raccolte, questa per esempio in Nuova Guinea, una delle mete dei nostri esploratori, e questa anche con dei particolari molto molto ravvicinati. La collezione Emery, poi ci sono i codici di questo HuntWeb e le etichette originali, quindi si vede Nuova Guinea riportata come etichetta di località. Una recente digitalizzazione è stata effettuata con lo scheletro della balenottera, forse chi ha visitato il museo se la ricorda, una balenottera di 18 metri e mezzo, lo scheletro era 18 metri e mezzo, che si arenò nel 1870 a Monterosso. Abbiamo lo scheletro dal 1921, recentemente è stato portato a terra, ripulito perché necessitava di un po' di pulizie, e ogni osso è stato scansionato in 3D. Quindi adesso è a disposizione da noi e a breve lo metteremo online, le varie ossa che si possono, manovrando il mouse, girare, sono scansionate in 3 dimensioni, quindi si può osservare. Qui ho fatto alcune foto del cranio e si vede in varie posizioni. Qui la pinna che può ruotare. Un'altra attività di digitalizzazione abbastanza recente, di un anno fa, è stata quella della digitalizzazione di 2 importanti collezioni di farfalle, la collezione di Lillo Barbera e di Enrico Gallo. È stato creato un set fotografico, ha collaborato tra l'altro Alessandro Bisi che è qui presente, e dopo alcune prove con la fotografa per vedere la posizione ottimale è stata avviata una catena di montaggio per fare tutte le fotografie di queste collezioni e raccogliere i dati contenuti all'interno. Quindi si parte, il risultato è stato quello di
caricare sul catalogo online dei musei di Genova, si trova sul sito Musei di Genova, catalogo assieme anche a opere di altri musei civici, per esempio la collezione di Enrico Gallo, ci sono per ogni scatola tutte le informazioni molto complete e alla fine la fotografia in alta definizione, ovviamente utilizzabile e scaricabile. Un altro lavoro che è stato fatto, la digitalizzazione dei tipi della collezione ornitologica. Enrico Borgo, anche lui qui presente, e assieme a me avevamo recentemente redatto il catalogo dei tipi della collezione ornitologica, allora abbiamo ritenuto opportuno promuoverlo per tutti gli interessati, quindi mettere online tutti i dati, anche qui allestimento di un set fotografico e per esempio qui è il risultato, una scheda completa con tutti i dati tassonomici e di località, per poi arrivare alle 4 foto per ciascun esemplare di questi esemplari, sia gli esemplari in pelle che gli esemplari in pelle montata, cioè naturalizzati. E arrivo a chiudere partendo da Borneo. Questa è una fotografia di Borneo com'era quando Doria e Beccari visitarono per esplorare scientificamente quelle zone. E qui ci sono alcune frasi che ho tratto del diario di Giacomo Doria, un lavoro fatto da Roberto Poggi che ha trascritto tutto il diario e proprio nel periodo settembre-ottobre del 1865, quindi esattamente 160 anni fa, ci sono queste osservazioni. Mi faceva piacere indicarle perché sono dall'idea dell'impegno, del lavoro, con condizioni anche climatiche avverse, umidità, pioggia, vento, che scoperchiava il loro bungalow e preparare le casse da mandare in Italia, a Genova. Quindi questo lavoro immenso che ha portato alla digitalizzazione, quindi l'ultima fase questo è un uccello raccolto proprio a Sarawak da Doria e Beccari, digitalizzato per tutti. Con Roberto Poggi poi abbiamo fatto così una riflessione. E siamo partiti da Borneo, quindi un viaggio per treno, nave, passaggi vari, in un bungalow che veniva scoperchiato, casse che venivano caricate sulle navi e mandate a Genova, una cosa avventurosissima. La parte finale è la digitalizzazione, una foto in alta definizione che viene vista dagli Stati Uniti alla Russia, al Giappone, al Sudafrica. Sembra un tempo infinito. In realtà valutavamo che mettendo sull'asse dei tempi, quello è il tempo passato in museo. Per esempio Roberto Poggi e io abbiamo lavorato insieme a Felice Capra, che ha lavorato col braccio destro di Giacomo Doria, cioè in fondo con un rapido passaggio di 2 o 3 persone si passa dalle foreste di Borneo alla digitalizzazione delle collezioni. Allora, non posso che ringraziare davvero moltissimo i 2 relatori. Una banale osservazione prima di passare la parola a voi. Insomma, in quell'arco di tempo emerge che Genova era internazionale tutto sommato, perché
questi esploratori, ma erano anche scienziati, tenevano delle relazioni scientifiche veramente con tutto il mondo e si sentivano operativi in un ambito internazionale. Quindi Genova poteva e può essere internazionale, non solo la Repubblica internazionale del denaro, ma poteva essere anche una Repubblica internazionale delle scienze, e mi sembra davvero una connotazione di grande merito. Bene, posso qualcuno di voi a fare domande? Curiosità? Carla. Questo bellissimo lavoro di digitale, questo bellissimo lavoro, interessantissima la vostra conferenza naturalmente. Volevo chiedere, questo bellissimo lavoro di digitalizzazione, a che percentuale di... Percentuale minima ovviamente, perché pensando a 5 milioni di esemplari abbiamo appena iniziato. È un lavoro enorme, la scelta che abbiamo fatto, perché vari istituti scelgono diversi modi. Alcuni musei all'estero utilizzano studenti anche poco pratici pur di caricare i dati. È una scelta, ci sono tanti errori. Noi preferiamo farlo magari più lentamente, ma di qualità, nel senso, se vengono caricati dei dati sono dati certi, sicuri. Ci è capitato anche con musei importanti di vedere proprio degli errori grossolani, giustamente, perché se si fa veloce a trascrivere capita. Quindi siamo più lenti, ma cerchiamo di non dover poi tornare a ricorreggere. Uno dei problemi fondamentali è la validazione del dato, cioè il nome che c'è scritto magari in un'etichetta può anche non essere più corretto, perché corretto 100 anni fa, non più adeguato alla situazione sistematica tassonomica attuale. Quindi ci vuole uno specialista ogni volta che in quel gruppo metta aggiorni la situazione e confermi la veridicità di quei dati prima di renderli pubblici, perché una volta che rendono pubblici, come diceva Giuliano, e sono diffusi, l'errore si tramanda e puoi fare tutti le errata corrige che vuoi, ma non le fai. Allora, innanzitutto grazie per la presentazione e grazie per il lavoro che avete fatto e che state facendo di conservazione di una memoria storica e scientifica che è fondamentale. La mia domanda è: qual è la fruizione poi degli specialisti di quello che abbiamo o che state digitalizzando? Perché sto pensando a progetti del passato tipo Synthesis, per cui gli specialisti si muovono e vanno nei musei. Gli specialisti accolgono volentieri il dato digitalizzato o c'è ancora il desiderio di vedere l'esemplare così com'è? Grazie. Ma secondo me sta prendendo campo l'invio dei dati digitalizzati. Vedo anche, poi Roberto è molto più preciso, perché va considerato che il grosso delle richieste arrivano per la collezione entomologica, che è la collezione più importante del museo, ma anche per esempio per la collezione degli anfibi, dei rettili che seguo, tante volte chiedono una buona fotografia dell'esemplare, magari dorso, ventre, particolari della testa per vedere le squame nei rettili, ed è sufficiente. Quindi sempre di più, almeno nel campo erpetologico, è sufficiente una buona fotografia dei dati precisi. Dipende poi ovviamente, Stefano, lo puoi ben capire dai gruppi e dalle situazioni, perché se c'è bisogno di verificare gli organi genitali di una specie che non è ancora stata estratta, ci vuole l'esemplare, o vengono a farlo qui o in qualche modo lo si fa pervenire allo specialista. Se basta una foto d'insieme, perché magari la specie è stata descritta nel 1870 dicendo tutta marron con 3 macchie nere senza disegni e niente, una foto ti può bastare per confrontarla con l'esemplare che hai sotto mano e dire sì, mi sembra proprio identica, oppure non ci siamo di sicuro. Quindi siamo in una fase di transizione. Grazie. Allora, mi associo anch'io ai complimenti per il vostro lavoro. Devo dire che
guardando questa bella immagine del museo, un bel edificio, reso anche un po' più attraente con le fotografie a colori che ci sono nei vetri, però molte volte per la gente comune uno dice: ma che senso ha continuare a raccogliere, impagliare animali, metterli in scatolette, eccetera? In parte avete già risposto. Tra l'altro state facendo un lavoro moderno, tra virgolette, nella diciamo, documentazione digitale che poi voi mandate in giro per tutto il mondo. Però, ripeto, l'utilità di un museo di storia naturale oggi c'è ancora? Qual è l'utilità? Quale può essere il futuro di un museo di storia naturale? Grazie. No, non sono più il futuro. No, certamente i musei ormai è un modo di dire un po' sempre classico, sono gli archivi della biodiversità, cioè documentano, però è importante, se vogliamo conoscere la storia del nostro pianeta, la nostra storia e avere speranze per il futuro, bisogna conservare e studiare le collezioni che per fortuna ci sono arrivate da chi ci ha preceduto. Noi dobbiamo solo cercare di trasmetterle a chi verrà dopo di noi. E secondo me i musei continueranno a esserci, perché tant'è vero che insomma cambia il mondo, ma i musei di storia naturale esistono a Londra, New York, Genova, Parigi e nessuno pensa di chiuderli, perché veramente la documentazione precisa della storia del pianeta. Drammaticamente un po' dappertutto ci sono riduzioni, come in tanti ambiti della cultura, dal punto ma non parlo solo del Museo di Genova, ma sappiamo musei di tutto il mondo, problemi per numero di persone, del personale tecnico-scientifico e di finanziamenti, ma anche musei molto molto importanti e famosi. Sì, è chiaro che fare i confronti con lo sviluppo che c'era, non so, negli anni 30, il Museo di Genova aveva 6 conservatori. In questo momento, con le collezioni triplicate, ne ha 2. Ecco, quindi questo dà un po' la situazione, e non è colpa dell'amministratore attuale o passato, è che se da Roma decidono che l'unica soluzione per risolvere i problemi è bloccare il turnover, ecco lì che ogni 5 persone che vanno in pensione ne assumi una, e mano a mano riduci le spese, ma riduci la possibilità di lavorare. Quindi anche nell'ipotesi che chiaramente non è del tutto vera, che con i mezzi informatici si risolve tutto, ma ci sono delle cose che con i mezzi informatici non si possono risolvere, e la conservazione con i mezzi informatici non la risolvi. In più il materiale che continua ad arrivare deve essere a un suo costo, anche tener fermo tutto, perché comunque va disinfettato, va controllato, va pulito, va sistemato, incrementato. È il lavoro di ogni giorno, quello che magari non abbiamo esplicitato bene, è il lavoro dietro queste esplorazioni e dietro questi doni c'è un lavoro di migliaia di ore di persone che, quando sono arrivate le casse di materiali, si sono messe a prepararle, a smistarle, a etichettarle, a trovare gli specialisti di quel gruppo, di quella regione, che fossero intenzionati a studiarli, a mandarli, a riceverli, a riprendere i dati, pubblicare i dati, conservarli, schedarli. Un lavoro enorme che le persone, non quelle presenti qui che sono tutte più o meno del giro del nostro ambiente, ma le persone normali non immaginano nemmeno, perché per loro un museo di storia naturale nostro come altri dice: beh, ma ci sono sempre le stesse bestie, qualche novità ogni tanto, però tutto fermo, tutto tranquillo. Beh,
Il Museo di Storia Naturale è in continuo incremento e uno che pensa ai musei artistici è ovvio che non è che tutti i giorni arrivano Rubens nuovi o Van Dyck inediti da esporre magari, ecco, però da noi arrivano ogni anno migliaia e migliaia di esemplari, ecco, e quindi questo è un lavoro sotterraneo che la gente non vede, che la gente non sa, ecco, e che però è fondamentale per poter andare avanti. Scusatemi, un'osservazione. Avete parlato del valore che ha un museo di questo genere anche per il mantenimento della biodiversità, per consentire confronti. Allora, io ho dei nipotini, penso che siano andati in questo nipotini che hanno 7-8 anni, cioè sono già andati in questo museo almeno 3 o 4 volte ed è un tipo di visita che a loro dà molta soddisfazione. Allora, legato a questo, vi pare che ci sia una adeguata preparazione / formazione del personale insegnante per visitare un museo di questo genere e per collegare ciò che c'è con i problemi attuali legati alla biodiversità? Non so se mi sono spiegato. Cioè, se chiedevi se il corpo insegnante è opportunamente formato per utilizzare... Esatto, o se voi pensate, o se lo fate già, o pensate che sia necessario che anche all'interno del museo ci sia una componente di preparazione degli insegnanti, cioè devono essere sempre più adeguatamente preparati rispetto ai bambini, certo, agli studenti dell'oggi. Ma il museo ha da sempre un'attività, diciamo, didattica educativa, in particolare da ormai 15 anni? Da 15 anni abbiamo una convenzione con l'Associazione Didattica Museale che gestisce i servizi educativi. Questo vuol dire che non solo accoglie le scolaresche e non fa la visita al museo, ormai non esiste più la visita al museo, ma fa delle visite speciali con laboratori, con attività hands-on perché i bambini memorizzino l'esperienza e fanno formazione agli insegnanti, organizzano attività educative per le famiglie, quindi ormai non si considera più un pubblico generico e pubblico delle scuole, ma i pubblici generici che vengono di volta in volta analizzati e ai quali si offrono varie esperienze. È una cosa enorme, ma con questa associazione abbiamo fatto dei lavori, si andava dalle feste di compleanno alle notti in museo, agli scavi per trovare i fossili, cioè erano centinaia di persone ogni giorno che venivano in museo per fare varie attività, quindi è un supporto alla formazione degli insegnanti. Non so se era questo. Capisco perché i miei nipoti siano così contenti di andare al museo. Grazie. Indubbiamente quello che è esposto in museo è più facilmente percepibile da un ragazzino, da un bambino, rispetto a un museo di arte contemporanea che richiede una preparazione un po' più adulta. Ci sono altre domande? Se non ci sono, io ringrazio moltissimo Giuliano Doria e Roberto Poggi e vi dico solo che ci sarà, scusatemi che giro la pagina, questo giovedì 16, sempre qui in Accademia, alle 15:30, dalle 15:30 alle 17:30 ci sarà uno degli incontri all'interno del convegno La Liguria e il mare. Parleranno Carlo Nicche Bianchi e Carla Morri e insieme con Marzia Bo, e parleranno Bianchi e Morri di Il Mar Ligure che cambia, il riscaldamento delle acque
e gli ecosistemi costieri, mentre Marzia Bo parlerà del Mar Ligure che cambia, ma le pressioni antropiche e gli ecosistemi profondi. Grazie a tutti, buonasera.